Bentornati in studio, rimaniamo sempre sul tema della discarica di Sorgà. Abbiamo ricordato, lo facciamo anche adesso, l'evento importante che si terrà, e vediamo la locandina, il prossimo sabato 26 febbraio 2022 alle ore 10:30 al Palariso di Isola della Scala, dove diverse amministrazioni comunali si sono date appuntamento per discutere di questa ipotesi. L'invito è stato esteso anche alla politica, ai nostri rappresentanti, soprattutto in regione, e oggi, e questa sera in particolare, abbiamo Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa Verde. Benvenuta, consigliera. È un piacere, grazie mille, e intanto buonasera a tutti quanti e ai vostri affezionati follower. Dicevamo, insomma, lei è sul pezzo, si dice così, no? In gergo giornalistico, già da tempo, conosce molto bene questa vicenda, si sta arrivando un po' alla conclusione dell'iter burocratico e per questo le amministrazioni comunali sono in apprensione. Lei che vive i palazzi, ovviamente, gli ambienti regionali, cosa ci può dire in merito all'iter che porterà eventualmente alla nascita di questa discarica? Sono immediatamente intervenuta per questo caso, quello di Sorgà, proprio perché l'obiettivo prioritario dal mio punto di vista sia politico che istituzionale come rappresentante in Consiglio regionale è che, sebbene ovviamente ci siano delle regole chiare, è evidente che un progetto presentato in queste condizioni, in questo territorio, doveva essere attenzionato bene anche dalla politica e non soltanto dalle parti tecniche. È il motivo per cui abbiamo presentato alcuni atti in Consiglio regionale per richiedere che progetti come questo e altri che nel Veneto stanno mettendo in difficoltà territori con magari anche proprio una cultura, una tradizione produttiva agricola, progetti come questo vengano fermati in attesa del nuovo piano dei rifiuti del Veneto, dato che il precedente è scaduto, diciamo, nel 2020 e quindi, come dire, doveva essere aggiornato. Adesso l'iter è ancora in corso, in fase finale. È ovvio che le richieste della Regione di approfondimento sono state precise da parte della commissione, diciamo, che si occupa della valutazione dedicata appunto a questi interventi. Tuttavia probabilmente l'attivazione della popolazione, della cittadinanza e dei comuni coordinati dal comune di Sorgà è stata essenziale per porre un faro sulla problematica. Cioè il vecchio piano regionale dei rifiuti non intendeva regolamentare, lasciando quindi in mano ai privati di poter scegliere in maniera del tutto autonoma le aree dove andare a destinare questo tipo di nuovi impianti e nuove discariche. La cosa per noi non è politicamente tollerabile, perché esistono dei territori che devono essere tutelati, ci devono essere delle indicazioni chiare. La politica non può abdicare al proprio compito di pianificazione territoriale, dal messaggio che abbiamo portato in regione sollecitando la coerenza da parte degli membri della politica di maggioranza, che da questo punto di vista ammettiamo avrebbero, secondo noi, potuto fare qualcosa di più. Le proposte noi le abbiamo avanzate e speriamo che questi casi non si ripetano con il nuovo piano. Cittadini e amministrazioni comunali sono preoccupatissime, insomma, per l'impatto che un sito di questo tipo potrebbe avere sull'ambiente. Prima abbiamo sentito anche il presidente di Giovani di Confagricoltura Verona, Pier Giovanni Ferrarese, il quale ci ha ricordato che esistono già dei siti simili in altri posti e se ne sono magari già andati perché esausti e hanno lasciato macerie sul territorio. Quindi un po' a ragion veduta ci sono queste preoccupazioni da parte degli amministratori e ovviamente di chi ci abita in quei territori. Basti pensare all'esperienza di Sona. Sona ha un impianto che gestisce il Carfluff al suo interno, ma appunto hanno portato dei rifiuti che in realtà non erano stati bonificati e depurati adeguatamente, e di conseguenza hanno creato un danno da un punto di vista ambientale e sociale ed economico al territorio. È il motivo per cui questi aspetti non devono essere affrontati
superficialità. Con superficialità, ma anche adeguandosi al fatto che ok, va bene, il piano dice così, è libero il privato di farlo lì e di conseguenza ci saranno le opportune valutazioni. Se non ci fosse stata la mobilitazione e anche le osservazioni da parte, ricordo anche della provincia di Mantova, è evidente che determinate attenzioni non ci sarebbero state, comprese da parte della provincia di Verona, che però grazie al cielo si è espressa negativamente, conoscendo poi e interessandosi alla fine del progetto. Per quanto ci riguarda, l'obiettivo prioritario è fare in modo che i territori che sono destinati al mondo dell'agricoltura, in un Veneto in cui ancora la superficie agricola purtroppo è troppo minacciata anche da cementificazione, quindi da un continuo abbandono della disponibilità di terreni per la produzione agricola, lo dico da agricoltrice io per prima, è evidente che aree che invece sono vocate, sono state mantenute nel corso del tempo per questa loro funzione, producono produzione di qualità, non possono essere oggetto di queste iniziative private, e specialmente in territori dove alla fin fine la speculazione c'è perché costa poco il terreno e di conseguenza già c'è una situazione economica in queste aree del Basso Veronese, ma come del Basso Padovano, dell'area berica del Vicentino, del Rodigino, ci sono problemi economici di grande entità, un abbassamento naturalmente del costo della terra, e questo è il motivo che poi dopodiché spinge a concentrare in tutta quell'area una serie di interventi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che rischiano di trasformare il Basso Veneto proprio come la cloaca del Veneto, l'abbiamo visto nel Padovano, perché non vanno di certo nei territori dove sono vocate la produzione di prosecco a prendere terreni per questa produzione, perché i costi sono molto alti. Assolutamente, ricordiamoci però che in quei territori, in questo territorio appunto veronese, mantovano eccetera, insiste la coltivazione del riso anche IGP, per cui è a rischio anche un nostro prodotto riconosciuto importante, ma anche allevamenti, ortaggi, quindi intere filiere che potrebbero vedere minato la loro ragion d'essere, per cui bisogna stare anche molto attenti da questo punto di vista, cioè non si tratta solo di un territorio, di un ambiente, ma anche di un comparto, di una serie di aziende che lavorano su quel territorio a vario titolo e con varie esperienze, no? Assolutamente. Qualsiasi produzione, ovviamente ci sono quelle che hanno denominazioni di origine e valorizzazioni riconosciute a livello nazionale e regionale, nazionale ed europeo, ma tutte le produzioni devono essere tutelate e dobbiamo lavorare, specialmente adesso che abbiamo conosciuto i rischi a cui negli anni il Veneto è stato sottoposto in termini di contaminazione, che poi creano magari delle conseguenze nella qualità delle produzioni locali. Ecco che ora che abbiamo gli strumenti per conoscerle, capire e prevenire, è ovvio che abbiamo gli strumenti anche per intervenire in prevenzione, e questo deve essere fatto in particolar modo per Sorgà, per il territorio del Basso Veronese, che deve essere rilanciato, deve essere valorizzato in termini di filiera della produzione agricola, così come in tanti stanno cercando di fare. Non si può mettere i bastoni fra le ruote a questo processo anche di rilancio. È un territorio, il Basso Veronese, che ha necessità anche di riprendersi dignità rispetto ad alcuni settori che sono stati abbandonati anche dalla regione stessa, penso alla filiera del mobile, della produzione del legno e di conseguenza poi di tutto il prodotto che nel territorio veniva realizzato, ed è evidente che questa occasione è l'occasione anche per ripensare alle nuove proposte da fare per questo territorio. Noi le abbiamo cercato di stimolare come Europa Verde in Consiglio regionale, accompagnati da altri colleghi. Abbiamo ricevuto alcuni messaggi positivi, ma è evidente che se non ci fosse il no alla discarica di Sorgà, questo sarebbe il dare l'ok ad ammettere la mancata azione di pianificazione della politica per questo territorio in particolar modo e per tutto il Basso Veneto. Detto questo, credo che ci sia un grande messaggio positivo, e questo lo vorrei rivendicare e valorizzare. Io vengo dal territorio contaminato dai perfluoroalchilici, dai FAS, che ha contaminato le acque, ha creato problemi da un punto di vista sanitario ma anche economico-produttivo. Io ho visto in quell'occasione come la differenza l'abbiano fatta i cittadini uniti e collaboranti con la politica.
Sorga è un altro esempio del genere e per cui voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno concesso e ci hanno concesso di conoscere Sorga, di poter conoscere l'area interessata dalla discarica e di poter fare la differenza facendo emergere le criticità che questo progetto aveva. E grazie a chiunque si sia dedicato per dare un proprio piccolo o grande contributo. E la solidarietà di tutte le altre amministrazioni che hanno appoggiato Sorga in primis, a testimonianza del fatto che comunque è una questione sentita da più parti e quindi, come ha detto lei, grazie anche al comune di Sorga che ha sollevato e ha creato partecipazione attorno a questa cosa. Consigliera, grazie per la sua partecipazione e per il suo aggiornamento. Ci sarà occasione per risentirci più avanti su altri temi, magari anche su questo, alla luce di ulteriori sviluppi. È un grande piacere, ora torno in consiglio e intanto vi auguro buon lavoro a tutti quanti, buona serata a tutti quanti coloro che ci hanno seguiti. Grazie per essere stata con noi, arrivederci. E noi adesso lasciamo spazio, anzi, all'informazione, non alla musica, perché tra poco c'è il TG Daily condotto dal collega Alessandro Bonfante. Per un'economia invece torna domani alla solita ora. Grazie per averci seguito.